Alle 7:26 di giovedì 18 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi è stata una notte, anzi questa è stata una notte agitata e movimentata a Catania, nella provincia etnea, a cavallo con quella di Messina. Niente paura perché non è successo niente, non ci sono stati danni a persone o cose, però c'è stata una scossa di terremoto 3.6 a mezzanotte e 17 minuti proprio in quell'area lì, nord-est della Sicilia. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha stabilito che l'epicentro era a 8 km da Maniace, in provincia di Catania, e 9 da Floresta. Poi ci sono state altre due scosse di magnitudo 3.2 e 2.6 ad Acireale e Santa Venerina, ma ricordo e sottolineo, non ci sono danni, grazie al cielo, né alle persone e né alle cose. Ne approfittiamo per un pensiero di solidarietà a chi invece soffre pesantemente in Emilia-Romagna, tormentata dall'alluvione, una regione sott'acqua, 9 i morti, più di 10.000 gli sfollati, 21 fiumi, pensate, esondati, e c'è grazie al cielo una straordinaria mobilitazione per i soccorsi di questa popolazione che sta soffrendo. Un pensiero davvero non formale per loro. Adesso torniamo in Sicilia, c'è un fermato per l'aggressione al turista polacco avvenuta in pieno centro a Catania. Si tratta di un extracomunitario irregolare, non si sa bene nemmeno il suo paese d'origine, è accusato naturalmente di rapina e lesioni. Le condizioni del ferito, del polacco, restano critiche. Di lui si sa solo che è un extracomunitario irregolare. Per il resto non si conosce la sua identità in quanto sprovvisto di documenti, né la nazionalità. Adesso è in stato di fermo di polizia giudiziaria e in carcere con l'accusa di furto con strappo e lesioni gravi, ma la sua posizione processuale potrebbe aggravarsi con il trascorrere delle ore. È lui che ha strattonato il turista polacco tra la via Neve e via Peniniello la notte tra venerdì e sabato scorsi nella zona di piazza Stesicoro. Agenti della Mobile, dopo aver visionato decine di filmati di telecamere di sicurezza della zona, sono riusciti a identificare l'aggressore. Agli atti dell'inchiesta vi è pure il video che ritrae le fasi dell'aggressione. Si vede un extracomunitario che si avvicina al turista, gli strappa di mano l'iPhone e contemporaneamente lo spinge violentemente per terra. L'uomo cade e batte la testa sul marciapiede. L'extracomunitario ha riferito agli investigatori della polizia di non avere documenti. Domani dovrà sostenere l'udienza di convalida dinanzi al GIP che deciderà sulla richiesta di misura cautelare del PM Assunta Musella. Restano intanto critiche le condizioni di salute del turista polacco in rianimazione al Garibaldi Centro di Catania. Il paziente è ancora un paziente critico, in prognosi riservata, in coma farmacologico e quindi non ci sono ulteriori complicanze, ma è chiaro che è necessario ancora del tempo per ulteriori valutazioni. Accanto al paziente la giovane moglie giunta dalla Polonia a Catania già all'indomani della tragica rapina. E anche lei è una ragazza, quindi è molto preoccupata ed è entrata in uno stato chiaramente di preoccupazione, insomma. Non era qui col marito, il marito era in vacanza da solo con amici? Il marito era solo qui con amici e lei è venuta urgentemente, insomma, dalla Polonia, è venuta qua da noi in Italia. Sulla vicenda sin da subito c'è stato un frequente interessamento da parte del consolato polacco. Ieri in prefettura il prefetto Maria Carmena Librizia ha coordinato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la delicata questione della sicurezza nel centro storico e nei luoghi della movida, nei quali troppo spesso si verificano atti di violenza gratuiti ad opera di immigrati. Ci spostiamo a Palermo, torniamo a parlare del cimitero dei Rotoli, questa volta per annunciare che sembra veramente rientrare l'annosa emergenza. Sono state rimosse le ultime tensostrutture che ospitavano da anni centinaia di bare, quindi questa assurda vicenda sembra finalmente essere arrivata all'epilogo. Le immagini che state vedendo sono finalmente uno sbiadito, ma comunque doloroso ricordo di una delle emergenze più gravi di Palermo degli ultimi anni. Al cimitero dei Rotoli la situazione oggi è questa. Le tensostrutture che per almeno 3 anni hanno ospitato migliaia di bare accatastate e in attesa di tumulazione o sepoltura, da oggi non ci sono più. Gli operai della Reset questa mattina hanno iniziato le operazioni di smontaggio delle tende che in questi anni sono stato simbolo di degrado e inefficienza. Questi tendoni per anni sono state accatastate quasi 1000 bare,
Dentro quelle bare c'erano nostri concittadini che finalmente hanno trovato degna sepoltura. Oggi chiudiamo una delle pagine più buie di questa città, una pagina di vergogna e di dolore. Numeri di un'emergenza ormai ai titoli di coda. Le bare sono meno di 300, ne abbiamo dai depositi tumulate più di 1000, abbiamo garantito dall'estate scorsa ad ora il seppellimento e le inumazioni ordinarie. Entro qualche settimana ci lasceremo definitivamente alle spalle l'emergenza cimiteriale. Interviene anche il sindaco Roberto Lagalla che in una nota mostra la sua soddisfazione per aver rimosso il simbolo più doloroso dell'emergenza sepolture che ha investito la città per anni. Per Lagalla la dismissione dei tendoni è un passo avanti importante e significativo da parte di un'amministrazione che in meno di un anno sta viaggiando spedita verso il superamento dell'emergenza. E adesso un po' di festa per la pallanuoto femminile. L'Orizzonte di Catania è campione d'Italia per la 23esima volta nella sua vita. La città naturalmente è orgogliosa, si sveglia stamattina con l'orgoglio per le ragazze terribili di Martina Miceli, trascinate dall'intramontabile Tania Di Mario, che ha 44 anni ed è ancora decisiva. Quindi alla fine poi ieri è stata grande festa in acqua e sugli spalti, rivediamola. Coppa Italia e scudetto, il double è servito, così l'Orizzonte Catania si tuffa ancora nella storia, allungando la lunga lista di trofei e confermandosi una delle squadre più titolate d'Europa nella pallanuoto femminile. La squadra allenata da Martina Miceli è campione d'Italia per la 23esima volta, battendo la SIS Roma in gara 4 per 8-6 al termine di una partita tirata e giocata punto a punto fino alla terza frazione e blindando la porta nel decisivo quarto tempo. Punteggio, come detto, in equilibrio sino al 6-6, 2-2, 1-2, 3-2 nei tre parziali. Poi, quando il gioco si fa duro, salgono in cattedra i campioni e fanno la differenza. Le parate di Aurora Condorelli che chiude letteralmente la porta e di gol dell'intramontabile Tania Di Mario, 44 anni, presidente e giocatore, e di Claudia Marletta decidono la contesa e mandano in estasi il pubblico che ha gremito gli spalti della piscina di Nesima, colorata di rosso e di azzurro e festante per l'ennesima impresa dell'Orizzonte. Alla fine un tripudio, lacrime che si mischiano e si confondono con l'acqua e che non riesce a trattenere neanche una veterana e campionessa olimpica come Martina Miceli. Troppo felici poi di fronte a tutto questo pubblico, non potevamo fare diversamente. Per loro Catania è la capitale della pallanuoto femminile. Non sta nella pelle Tania Di Mario, il suo gol, quello del 7-6, apre le porte della gloria. So che era una cosa che forse abbiamo desiderato talmente tanto che non siamo neanche riuscite a pensarla così bella. Grazie Catania, è stato bellissimo. Hai fatto anche un gol straordinario, forse uno dei più belli della tua carriera, o sbaglio? Sicuramente il più complicato. Chiude la porta invece Aurora Condorelli, che nell'ultima frazione decide di non far passare nessuno, opponendosi ai disperati assalti della SIS Roma. Sai che nell'ultima frazione non hai subito gol, avete fatto una difesa ferrea e tu le hai prese praticamente tutte. Sì, mancavano 8 minuti, stavamo pari, in 8 minuti abbiamo detto dobbiamo chiudere la porta e basta. La partita deve essere nostra, con tutto questo pubblico a casa nostra non passa nessuno. La consegna della Coppa, simbolo del trionfo, è il sigillo finale, ma all'orizzonte ci sono ancora altri traguardi e nuove sfide. Complimenti, è vero Angelo? Diciamo che l'Orizzonte ha sempre regalato grandi soddisfazioni alla città di Catania, il tricolore è di casa, diciamolo per quanto riguarda la pallanuoto. Allora possiamo vedere la Sicilia perché è un omaggio, una testimonianza di quanto riesce a fare questa squadra. Campioni d'Italia, c'è la gioia, l'abbiamo sentita, di Martina Miceli, del presidente e giocatore Tania Di Mario. Siamo orgogliose delle nostre ragazze per lo più nate, tante nate dal vivaio, perché l'Orizzonte qualche anno fa ha deciso un cambio generazionale e da lì poi le nuove vittorie e i nuovi successi. Davvero ancora complimenti alle ragazze dell'Orizzonte che sono dunque campioni d'Italia e ancora una volta confermano proprio questa passione e questa vocazione della città di Catania per la pallanuoto femminile. Evviva, davvero. Cosa dicono ancora i giornali siciliani? Allora, restiamo sulla Sicilia perché ne hai parlato tu in apertura, davvero un momento triste per l'Italia.
La prima pagina sono cartoline dall'inferno, scrive così la Sicilia questa mattina. L'alluvione in Emilia Romagna, sono esondati, pensa, 21 corsi d'acqua, ci sono 9 vittime, un disastro. Il ministro Musumeci dice che servono 9 dighe, il clima ormai è cambiato, è una situazione che sta mettendo in ginocchio una parte poi tra le più produttive, attenzione, della nostra Italia. Questa è una riflessione che va fatta. Poi ci sono altre notizie, le abbiamo viste comunque già con i servizi, che abbiamo sentito stamattina: fermato dalla polizia l'aggressore del turista polacco, ridotto in fin di vita. E poi approfondiremo anche quest'altra notizia. Ti ricorderai certamente la strage di Ravanusa, l'esplosione che devastò praticamente una palazzina, squarciò quasi un isolato. Una saldatura errata causò l'esplosione, processo per 2. Approfondiremo questa notizia fra non molto. Anche la prima al richiamo, ne abbiamo parlato, dell'Orizzonte, scudetto numero 23, accanto c'è il Catania, il calcio, che ha ieri chiuso la sua stagione rimontando, quindi ha chiuso vincendo la seconda partita della Pusculetto, però è fuori per un meccanismo particolare, non potrà essere, diciamo, la seconda e non potrà essere ripescata. Poi un pensiero ad Albano, che oggi compie 80 anni, sì, auguri, e festeggia all'Arena di Verona con Romina e i figli. Insomma, un grande davvero dello spettacolo, della musica. C'è una brutta storia che arriva da Catania, adesso la andiamo a vedere. Ci sono 2 brutte storie. Una arriva da Catania perché alla Villa Bellini non ha offerto una sigaretta ed è stato pestato dal branco, e invece a Biancavilla c'è stata una maxi rissa, siamo in provincia di Catania, 15 denunciati. Questa è la prima pagina della Sicilia, che poi all'interno si occupa di tanto altro. A partire dallo stretto di Messina si eleggono i vertici, il comitato del no, dice la città non viene tutelata, non è tutelata in questo momento, ma ci sono anche fatti di rilevanza nazionale come la sanità. Salta la stabilizzazione dei precari, c'è tensione tra il governo e la maggioranza, il decreto bollette, sospetti sul Colle che smentisce ingerenze, e la norma comunque adesso sarà presto riproposta. Volevo invece evidenziare e sottolineare come ci sia una vera e propria fuga dai seggi. Ha già rinunciato il 40% dei presidenti, domenica ci sono le amministrative e c'è una vera e propria fuga, scrive così la Sicilia. La fuga dalle urne è ormai una costante di ogni elezione, a prescindere dal fatto che si tratti di amministrative, regionali, politiche o europee. L'ultima prova appena domenica e lunedì scorsi, con il dato dell'affluenza impicchiata, ma quello che ci fa riflettere è il fatto che non solo gli elettori ma anche i presidenti dei seggi praticamente non vogliono andare a presidiare quello che è un momento di grandissima democrazia. Ne abbiamo parlato dalla prima pagina, vedi Michele, la strage del gas a Ravanusa, siamo nell'Agrigentino, colpa di una saldatura. Il raccordo venne eseguito male, ma non è stato possibile risalire a chi abbia effettuato l'intervento chiesti di giudizio per 2 e l'archiviazione per i dirigenti di Ital Gas. Una bruttissima storia. Lo abbiamo visto nei servizi, cimitero dei Rotoli, via Le Bare, da 2 anni erano nei tendoni. Finalmente c'è questa buona notizia. C'è una buona notizia che arriva anche per Taormina, per l'ospedale di Taormina, per la cardiologia pediatrica, perché Taormina spera in un ripensamento. Oggi c'è una importante riunione tra la Fondazione Bambin Gesù, l'ASP e l'assessorato regionale alla salute. Magari si riesce a recuperare quello che era certamente un punto di riferimento per la cardiologia pediatrica nella nostra regione. Questo per quanto riguarda la cronaca regionale, mentre invece su Catania ci concentriamo sul fatto che è stato fermato l'aggressore del polacco, indagini davvero in lampo della mobile, grazie anche a quelli che sono i sistemi di videosorveglianza di un istituto di vigilanza. È stato individuato l'autore di questa aggressione. Poi ti dicevo, e vedevamo nella prima pagina, alla Villa Bellini ha rifiutato una sigaretta, è stato pestato dal branco. Ma non credere, ma che ora è successo? Perché adesso cerchiamo di capire che ora è successo, però si tratta
diciamo, di un ragazzo tutti che ha vita, 17 anni, quindi non è, diciamo, è un giovanissimo. Sabato scorso intorno alle 20, è quindi un orario normalissimo. Cioè. Evidentemente bisogna aumentare la vigilanza proprio all'interno della Villa Bellini. Adesso lasciamo la Sicilia, siamo su Repubblica Palermo. Questa è una notizia molto grave, si parla di vandalismo e furti, la giornata nera delle scuole. Ricordi la scuola dove la preside è stata arrestata? C'è stata un'incursione, diciamo, teppisti, si pensa così, 2 raid in 24 ore, teppisti nella scuola della preside arrestata. Il dirigente che noi abbiamo avuto anche ai nostri microfoni di Fatta, lavoriamo per riavere la fiducia della comunità, ma questi episodi non aiutano, una brutta. Veramente inquietante. Quindi diciamo che non c'è serenità e non c'è pace, non si riesce ad avere un po' di tranquillità in questa scuola. Poi il giornale di Sicilia che ha tantissime notizie. Intanto l'apertura anche qui, l'Italia che annega 9 morti. L'Emilia Romagna è devastata da oltre 24 ore di pioggia intensa, potrebbe ancora peggiorare il bilancio delle vittime, migliaia di sfollati oppure di evacuati, strade inagibili, case distrutte. Questa è una situazione davvero pericolosissima e bisogna fare attenzione. E poi ti volevo sottolineare, perché proprio a causa di quanto accaduto, salta il Gran Premio di Imola di Formula 1, però non salta il concerto di Bruce Springsteen. Per questo ci sono tantissime critiche sul fatto che Springsteen continui a fare il suo spettacolo. Ma Springsteen è all'Olimpico, dove? A Roma? No, credo che sia adesso andremo a vedere, però il concerto non è stato annullato e va avanti. Altre notizie, si parla di meteo sempre, il maggio è impazzito, il mese di maggio risulta essere impazzito, i bacini sono meno vuoti perché si temeva che ci potesse essere siccità, ma gli agricoltori sono divisi. E poi ci sono le previsioni che non fanno presagire nulla di buono, perché nell'isola non è ancora finita, nella nostra regione, in Sicilia. Il maltempo tornerà nel weekend, oggi e domani ci sarà diciamo, un miglioramento delle condizioni meteo, però poi nel fine settimana si ritorna di nuovo con le piogge. Anche qui viene riportata la notizia dallo Sperone allo Zen, 3 scuole di periferia nel mirino dei vandali. E viene anche evidenziato come in vista delle amministrative i presidenti di seggio, il 40% ha rinunciato, compensi troppo bassi, l'assessorato dice bisogna preparare i supplenti, ma la situazione non è per niente facile, non è per niente semplice, le elezioni sono alle porte. Poi siamo alla Gazzetta del Sud. Un paio di notizie, intanto Giostra Annunziata, parliamo di cose evidentemente molto legate alla città, arrivano 5 milioni, il finanziamento del MIT per la messa in sicurezza, lavori conclusi entro marzo del 2024, 2 viadotti che collegano lo svincolo alla galleria San Iacchiddu, completati nel 2009 e mai utilizzati, quindi bisogna fare degli interventi ulteriori. E poi ci sono le vicende, sempre la Corte dei Conti fa tremare il Comune, perché il Comune rischia davvero il dissesto e questo piano di riequilibrio deve essere approntato prima possibile. Vicende che riguardano poi invece, lo vediamo nelle pagine interne, il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il governo pensa e sta accendendo i riflettori per commissariare proprio la società che gestisce le autostrade in Sicilia. Nel mirino ci sono le condizioni penose, in particolare dell'autostrada Messina-Palermo. Questa è la situazione che leggiamo dalla Gazzetta del Sud. Direi che per questa prima parte ci possiamo anche fermare. Benissimo, facciamo una pausa, state con noi, ci rivediamo fra pochissimo con i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, riprendiamo, stavolta però passiamo ai quotidiani nazionali. Certo. Il tema è quello dell'alluvione, del maltempo, della catastrofe, quanto avvenuto in Emilia Romagna. Il Corriere della Sera in prima, morti e sfollati come un terremoto.
alluvione devastante, almeno 9 morti, in decine di migliaia costretti a lasciare le case, 21 fiumi esondano, l'acqua invade campagne e città, danni per miliardi. E le frane sono arrivate anche sui binari, è stata bloccata la 14, il Consiglio dei Ministri il prossimo 23 per rispondere a quella che è davvero una grande emergenza. Ma anche perché la Meloni è in Giappone in questo momento, quindi è impossibile in questo riunire il governo. Esattamente. E poi ci sono tantissimi approfondimenti, perché la fuga, la paura non finiva più, usciti e travolti per i loro animali, sono andati a salvare gli animali e sono stati travolti dall'acqua, così ho salvato quel bambino. Ci sono racconti di quanti di storie, anche di cittadini che hanno praticamente aiutato chi era in difficoltà. Questo per diciamo, l'alluvione. E poi quanto accade in Russia anche, perché Prigozhin agli oligarchi crepe nel potere di Putin. Quindi questa è la prima volta che il Corriere si esprime in maniera così netta. Ci sono piccoli scricchioli, dice, nella struttura di potere di Putin, quindi evidentemente questo conflitto sta logorando all'interno il gruppo che sostiene Putin. E si parla anche di mafia, la ripartenza e il futuro, Capaci, la strage e il museo aperto dai ragazzi del 92. Un viaggio multimediale nella strage di Capaci, un museo per ricordare. E fra poco ne parleremo con Don Resca di Catania. E poi c'è una notizia che abbiamo in qualche modo intravisto già, però sarebbe da approfondire. Le bollette, stop al decreto, tensioni ancora sulle autonomie, salta la norma sui precari della sanità che torna dunque anche sulla prima del Corriere. Foto che fa emblematica e impressionante. Fa paura perché il titolo è davvero appropriato. Sott'acqua, perché anche le case, gli alberi, tutto praticamente è sott'acqua. I fiumi hanno rotto di fatto gli argini. In Emilia-Romagna ci sono, come abbiamo già detto, tante vittime, e sono 9 per la precisione, oltre 10.000 gli sfollati. Il presidente della regione Bonaccini parla di un terremoto dall'Appennino alla costa. Molti paesi sono isolati dalle frane e dagli allagamenti. È stato annullato, come abbiamo già detto, il Gran Premio di Imola. Piogge tropicali sull'Adriatico e l'effetto del clima malato. Queste sono le conseguenze, perché ti ricorderai, ne abbiamo parlato quando c'è stato il direttore della Protezione Civile, qui nostro ospite, questo scontro tra l'aria più calda che si avvicina al nostro paese, queste incursioni di aria fredda in quota determinano poi queste bombe d'acqua che sono davvero improvvise. Parliamo anche di politica, la scalata al potere dei commensali di Carminati, ma c'è di più. Renzi fa il gruppo e così diciamo Italia Viva spinge Calenda nel misto, praticamente continua questa diaspora. Non avrà più un suo gruppo Calenda, perché Renzi glieli ha presi. Ormai praticamente sono tutti andati verso il partito di Renzi. Lasciamo anche Repubblica, ma il tema e il tono della stampa è pressoché identico. Romagna Nostra, scrive il quotidiano di Torino, e poi ci sono tante storie. Marinella che è trascinata via per 20 km dall'acqua come un terremoto da Imola alle Marche, e ancora la natura ci presenta il conto, insomma, ma la mia Riccione saprà rialzarsi. Questi sono i racconti poi che vengono portati a testimonianza sulla prima pagina della Stampa. Si parla dei ragazzi in tenda, si parla di diritti, quei ragazzi in tenda e l'idea del merito del sindaco di Venezia. Questo è uno degli approfondimenti. E poi Zaia che avvisa la Meloni: senza autonomia addio maggioranza. Insomma, è molto categorico sulla storia. Il Presidente della Regione. Esattamente, c'è molta attenzione su questo tema. Il Messaggero, foto simile a quella che abbiamo visto su Repubblica, e anche il titolo, affogati nel fango, là era sott'acqua praticamente. Siamo davvero impressionati da quanta acqua è veramente venuta giù in Emilia Romagna. Poi il Fatto Quotidiano, vediamo come apre stamattina.
Il partito del cemento uccide, questo è il titolo. Leggi su clima e suolo sono ferme, regione con la record di impermeabilità, alluvione in Emilia Romagna, 9 morti, 10.000 sfollati. Stavolta però è rimasto, magari con un altro punto di vista, però è rimasto su quella che è la notizia del giorno, anche il Fatto Quotidiano. Il giornale prende un titolo che abbiamo già visto, quello della Stampa, Romagna Nostra. Ma sì, perché riecheggia la canzone Romagna Mia, invece è bello, è un po' di solidarietà. Alluvione e solidarietà, infatti scrive il quotidiano, il Mattempo fa 9 morti e 13.000 sfollati, si aggiungono, quindi c'è un dato forse ancora più aggiornato sul giornale, Bonaccini come un terremoto, aiuti da tutta Italia, i meteorologi in 2 giorni, la pioggia di 3 mesi, in appena 2 giorni, dal governo subito la mano, rinviate tasse e mutui, questo intanto per diciamo sostenere nell'immediato. Parigi senza ritegno? C'è un nuovo attacco alla Meloni, non c'è pace praticamente. Diciamo, chi ha detto? Insulta di nuovo. Insulta di nuovo la Premier, scavalcando Macron. Insomma, parla Ma sì, perché Macron ieri aveva espresso invece solidarietà. Aveva stretto la mano, c'era stato l'Emilia Romagna. E invece mi pare che... È un gioco delle parti che hanno lì nel governo. Probabilmente sì. Ci sono, insomma, chi fa il buono e chi fa il cattivo, esatto, fra le altre cose. Alluvione in Emilia Romagna anche sul Libero, sott'acqua il modello del Partito Democratico, tragedia nella terra... tragedia. La butta in politica, Libero. Tragedia nella terra, simbolo del buon governo Dem, inutilizzati molti dei fondi stanziati per la prevenzione, 9 morti, 22.000 sfollati, qui il numero diventa quasi il doppio rispetto a quello che abbiamo letto fino adesso. Meloni vara un pacchetto di aiuti e poi anche qui dai sorrisi su Berlusconi alla condanna al carcere, stavolta siamo in Francia ma per altra storia, la brutta fine del presidente francese Sarkozy, perché è stato condannato a 3 anni. Intercettazioni, deve tenere il braccialetto. E poi c'è l'ennesima beffa, cui dicono dei grillini, abbiamo meno onorevoli ma costano come prima. Quindi abbiamo voluto, si è fatto la riforma delle 2 Camere, il taglio dei deputati, a 400. Ma costano come prima e quindi vedremo come andrà. Secondo loro non è servita a nulla in sostanza. Non c'è stato risparmio, forse non era quello l'obiettivo da perseguire probabilmente con il taglio dei deputati e dei senatori. Emilia Romagna travolta, lo scrive l'Avvenire, da pioggia e straripamenti tra Bologna e Ravenna e esondano tutti i fiumi, 9 vittime, altri dispersi, 13.000 sfollate e questo è il numero che più di ogni altro insomma torna sulle prime pagine. Le immagini sono impressionanti, anche questa, guarda. Persone che vengono praticamente portate in salvo, anziani, persone che hanno bisogno. E poi Gratteri, usura, azzardo e aste, business di mafia, il fronte economico. C'è questa bella intervista chiacchierata con il procuratore Gratteri. Nella pubblica amministrazione dice che ci sono molte persone contigue ai clan a disposizione per pochi spiccioli. Questo è pesante, questo allarme. È un allarme davvero da non sottovalutare. E poi c'è l'ONU che scrive al nostro governo: Cutro, criticità sui diritti, la legge da correggere per l'organismo dei rifugiati. Quindi insomma è una tiratina d'orecchie, diciamo così, al nostro governo nazionale. Il manifesto, tempo scaduto, così scrive in prima pagina. La foto è sempre la stessa ed è disarmante per certi versi. È la più emblematica e impressionante. Perché la ripresa dall'alto fa vedere come ci sia soltanto acqua, in mezzo ci sono queste 2 case, immaginiamo di campagna, ma attorno non c'è praticamente nulla. Anche qui si parla dei morti, si parla anche di quanta pioggia sia caduta in così poco tempo. Vediamo ancora qualche altro titolo dalle prime. C'è una nazione di Firenze con questa signora sul balcone che l'acqua praticamente quasi sta per arrivare a casa sua, ci manca poco, e la domanda è: perché? Questo è quanto si chiede la nazione di Firenze. Perché? E anche sembra chiederselo questa donna, ma perché è successo questo? Questo è veramente
veramente un'immagine alta, un'immagine piuttosto forte. Abbiamo il tempo per vedere qualche altra cosa, così magari ci sono altri, questa volta le pagine interne, immagini dei soccorsi, di come stanno operando praticamente con mezzi anfibi, con le braccia, le auto che sono praticamente... Gli elicotteri, gli aerei, veramente... Ovunque praticamente si lavora per tirare fuori le persone. E allora torniamo di nuovo a leggere dalle prime pagine. Mi piace questo titolo del Riformista, perché dice auto no sua. Quello è il ministro Calderoli. E quindi praticamente insomma, il fatto che sia fatta a sua immagine probabilmente è somiglianza a questa riforma che sta facendo tanto discutere e ha messo tanta tensione fra le altre cose all'interno della maggioranza. Vediamo anche il tempo di Roma. Ecco qui l'emergenza maltempo, dal governo subito 20 milioni stanziati i primi fondi a favore dell'Emilia Romagna che è stata colpita dall'alluvione. Sale il bilancio del disastro, 9 vittime, diversi dispersi, sono oltre 13.000 gli sfollati. Su proposta di Salvini è stato annullato a Imola il Gran Premio di Formula 1 in programma domenica. E poi c'è, vedete, i francesi che sono schizofrenici dicono su Meloni elogi da Macron, ma Darmanin è duro. Vediamo che dicono: io a questo non lo riconosco più, ha smesso pure di rosicare per il mondiale del 2006. Quindi evidentemente c'è una base, c'è un fondamento in quelle che sono le chiacchiere, no? Comunque gli attacchi continui al governo italiano. Prima di salutarci, stamattina mi piace sottolineare la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché ieri si è giocata la seconda semifinale di Champions tra il Manchester City e il Real Madrid. È stata una grande lezione di calcio della squadra di Pep Guardiola alla grande Real Madrid del nostro Carlo Ancelotti. Il City da paura, ha vinto 4-0 e saranno gli avversari dell'Inter proprio a Istanbul. La partita perfetta, 4 gol al Real, e adesso la partita perfetta dovrà farla assolutamente. Quando si gioca, lo sai già, si sa già? Sì, si gioca alla fine il 10, se non ricordo male, il 10 di giugno, non vorrei dire una data, e Inzaghi comunque... 10 giugno infatti, poi vedi qua è anche evidenziato, Inzaghi studia come battere Guardiola nella finale, già 100 milioni incassati dal club, tifosi impazziti, caccia i biglietti, un business vertiginoso davvero. Insomma, mi piaceva sottolineare questa notizia stamattina, abbiamo visto tante brutte cose sulle pagine dei quotidiani. Il calcio, per quello che può dare, lo sport può sostenere, abbiamo visto prima l'orizzonte, adesso abbiamo visto il calcio internazionale. Eccolo qua, il meteo, pronti? Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Perderà di importanza il ciclone mediterraneo che ha tenuto sotto scacco, sotto assedio l'Italia con forte maltempo, soprattutto nei giorni scorsi sulla Sicilia e nelle recenti ore l'Emilia Romagna. Qualche piovasco ancora sull'Appennino, Sardegna nord-ovest. Sulla Sicilia una giornata abbastanza tranquilla tra sole e nubi sparse, non prevediamo però piogge, quindi insomma una giornata relativamente stabile. Temperature massime tra i 20 e i 24 gradi, un po' fresco invece di notte sull'entroterra, sulle zone più interne della regione. Per quanto riguarda venerdì non ci saranno sostanziali variazioni, quindi ancora situazione tra sole e qualche innocuo annuvolamento, i venti tesi sulla costa ionica con mari mossi o molto mossi a largo. Invece altrove venti in indebolimento. Temperature in aumento, soprattutto su alcune zone potremmo toccare i 23-25 gradi con punte anche di 28 gradi a Trapani, Agrigento 27. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app di Trebi. 8 e un minuto, buongiorno Sicilia. Noi tiriamo un sospiro di sollievo, almeno per questa giornata. Per quanto riguarda il meteo, adesso con piacere un ospite, Don Salvatore Resca, in collegamento, leader del movimento Città Insieme, storico, protagonista della lotta alla mafia a Catania. Eccolo qua. Buongiorno Don Resca, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno.
Allora, è successo un patatrac, lei come al solito aveva organizzato per il 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci, la manifestazione davanti al Tribunale di Catania in memoria di Falcone, di Borsellino, gli uomini della scorta, ma questa volta l'autorizzazione all'evento è stata negata e così Don Resca ha scritto una lettera di fuoco ai magistrati catanesi. Che cosa gli ha scritto in questa lettera? Ma la lettera narra i fatti, così come sono avvenuti, perché è da 30 anni scrivono una lettera che noi organizziamo, ma noi non solo come Città Insieme, noi insieme a tutte le associazioni che hanno sempre partecipato a questa manifestazione fino da quella tragica sera del 23 maggio del 1992, quando ci siamo ritrovati un gruppo di cittadini catanesi dopo frenetiche telefonate per commentare quello che era capitato. Eravamo scoraggiatissimi, seduti proprio sui gradini del Palazzo di Giustizia. Da allora in poi, anno per anno, sempre da soli devo dire, e a quei tempi con tanta partecipazione modesta ma interessatissima dei magistrati che volevano appoggio, almeno quelli che lavorano per lottare alla mafia e per la legalità, noi abbiamo organizzato per 30 anni di seguito questo discorso. Sì. Quest'anno è capitato che a un certo punto, dove abbiamo chiesto l'autorizzazione, come ogni anno si fa, per avere la possibilità di utilizzare il suolo pubblico, perché si fa così, ci è stato risposto che l'Associazione Nazionale Magistrati aveva prenotato in maniera esclusiva la piazza e quindi noi eravamo messi fuori. Evidentemente questo discorso ci ha fatto pensare perché? Perché ci sono anche dei motivi. Cos'è stata? Una dimenticanza? Già, se una dimenticanza è, diciamo, una cosa che non cammina bene in piedi, oppure disinteresse per un movimento che non ha mai voluto ostentare le penne del pavone, ha sempre invitato tutti a partecipare, anzi li ha fatti partecipare in maniera attiva. Probabilmente però il vero motivo, così scrivono nella lettera, è dovuto al fatto che è il nostro costume, quando facciamo queste manifestazioni da 30 anni a questa parte, non fare una manifestazione, come dire, poetica, così accademica, solamente per strimpellare quattro canti. Non è quello il motivo. Il motivo è quello di spingere in una maniera molto ma molto concreta la cittadinanza, quelli che vengono a impegnarsi nella lotta alla legalità, a impegnarsi alla lotta alla mafia. Bene, l'anno scorso l'Associazione Nazionale Magistrati ha collaborato con noi, siamo stati insieme, noi abbiamo partecipato, c'erano anche altre cose e io, a nome di Città Insieme, come ogni anno ho fatto un discorso in cui si denunziava la realtà terribile della nostra città, dando le colpe a chi secondo noi le aveva, a partire dalla gente, a partire dai catanesi. Allora forse questa mia, scusami, finisco proprio il discorso, questa nostra denunzia probabilmente, io credo e noi crediamo, che abbia, come dire, disturbato qualcuno. E questo qualcuno che si è sentito disturbato quest'anno ha fatto in modo che noi non potessimo partecipare e organizzare queste manifestazioni. Ma non può essere invece, Don Resca, che i magistrati, l'associazione magistrati tema che si possa confondere con una manifestazione di campagna elettorale, visto che poi il 28 si vota a Catania, quindi per evitare questo, che si confonda con la campagna elettorale. Vedi Michele, noi siamo adulti e vaccinati, noi siamo persone che ragioniamo, io ho 48 anni, non è che ne ho 8, ho il doppio di 8, uno accanto all'altro. Quando si organizza qualcosa di questo genere, basta mettersi d'accordo e dire: senti Resca, tu che cosa vai a dire quest'anno? Mica fare propaganda per il tuo candidato che io non ho, perché noi non facciamo propaganda elettorale assolutamente. Abbiamo fatto gli incontri con i sindaci, con tutti e 7 i candidati, perché la gente si renda conto coscientemente di cosa vuol dire andare a votare. Basta dire, ci si mette d'accordo e si dice: guarda, cerca di fare in modo, e io penso di avere ancora le meningi a posto per riuscire a fare un discorso del genere, certo. Ecco, di non diciamo così, fare, non che per paura di questo, che siamo piccirilli,
diciamola alla catanese. Alla Se a un certo catanese. punto, ecco, Ma, non è, così a un ma certo voi rimanete comunque amici dei magistrati, c'è un rapporto comunque di... Ma per la carità, non si può non rimanere amici, soprattutto di quei magistrati che lavorano e che si impegnano, però evidentemente anche fra amici, quando avviene qualche cosa che non è chiaro ed è trattato così in maniera distante, accademica. A noi è arrivata la lettera del Presidente di Corte d'Appello, che evidentemente non c'entra nulla con il discorso perché è solamente l'autorità che viene delegata per dare il permesso, e dice: quest'anno i magistrati hanno prenotato in maniera esclusiva la piazza, quando noi abbiamo chiesto, come facciamo da 30 anni a questa parte, l'autorizzazione. Che avvisateci, sono 10 anni, 15 anni che collaboriamo insieme e adesso non ci avvisate. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente questi magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché a lei che mi riferisco, forse non sono catanesi, non conoscono la città, non conoscono le persone, poverini, sono arrivati da poco, e quindi, ma insomma un po' di informazione io credo che nella vita bisogna un tantino averlo. Loresca, comunque Catania mantiene sempre viva la memoria delle stragi, quella stagione terribile, c'è sempre un atteggiamento di grande sensibilità nella città, o no? Sì, io Catania ogni anno mi faccio il sangue fradicio, perché Palermo, lo sapete benissimo, in quella occasione fa delle cose terribilmente interessanti e partecipanti. A Catania c'è semplicemente qualcuno che ricorda questo, e devo dire che anche le istituzioni non si sono mai impegnate da questo punto di vista. Quindi la maniera con cui le istituzioni fanno questo, e anche i cittadini, sì, c'è una certa partecipazione, noi lo vedremo. Io spero che il 23 maggio in Piazza Verga ci sia tantissima gente nella manifestazione organizzata dai magistrati. Noi ne faremo un'altra la stessa sera del 23 maggio alle ore 20 nella piazzetta antistante la chiesa. Saremo magari 4 gatti, oppure saremo 500, io non lo so, ma guarda che Catania non è una città la quale in queste occasioni dimostra una partecipazione tipo Scudetto di Napoli, niente completamente. C'è un gruppo di persone, di associazioni, eccetera, ma la città è abbastanza, come in altri campi del resto, eccetto che in quello del calcio, molto ma molto tranquilla e molto seria. E quindi dov'è il nuovo punto di concentramento della vostra manifestazione? Davanti alla chiesa quale? Dove? Allora, intanto c'è, come ogni anno, una marcia contro la mafia fatta dagli scout, non solo della nostra parrocchia ma anche della città, la quale partirà da piazza Stesicoro e andrà a finire nella, adesso non ricordo l'altra piazza, la piazza che c'è prima di Piazza Verga. Non arriverà in Piazza Verga. Questo Piazza non 3. dipende da noi, dipende dagli organizzatori. E poi davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, via Siena 1, c'è una scalinata che ci ricorda un po' la scalinata del Palazzo di Giustizia, c'è una piazzetta, abbiamo chiesto il permesso al comune che ci ha dato, grazie a Dio, e anche alla Dirus, e faremo lì il 23 maggio alle ore 20 la manifestazione così serena e tranquilla, non solamente per ricordare, ma per rendere presente l'impegno che dobbiamo tutti avere per la legalità, soprattutto in un momento storico di Catania in cui evidentemente ci sarebbe bisogno di una grande partecipazione per rifare risuscitare la città che sta morendo. A che punto è diciamo così, l'impegno per la legalità a Catania, Loresca? Ma io l'altro giorno sono dovuto uscire, ormai esco pochissimo in macchina per andare giù. Si vede subito come Catania per adesso è una città purtroppo abbandonata. Io sono stato a Piazza Alcalá, quello che c'era a Piazza Alcalá, io non esco poco ormai, vista le mie condizioni di salute, ma era terribile. Io vedevo 2 enormi navi da crociera del porto, turisti da tutte le parti. Insieme ai turisti un'immondizia, io non capisco l'inglese, so un po' di francese, no? Che chiedevano a me in francese: ma perché questa puzza? Ma questa è la città in cui abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo l'Etna, abbiamo il turismo, e siamo arrivati a questo punto. Un vigile urbano lì nelle strade che
levasse le macchine in tripla fila, non c'era, una cosa da pazzi. Ora, la legalità comincia da queste piccole cose, comincia dal rispetto, comincia dal fatto che potremmo essere altro che la Milano, l'Oslo del Sud, e invece siamo in queste condizioni. Io spero che chiunque sia il futuro sindaco, non mi interessa che colore abbia, a me interessa che sia una persona che venga eletta onestamente e che ci faccia insieme ai suoi collaboratori. Che cosa fa una persona sola? Che tiri su le sorti di questa città alla quale io, pur non essendo catanese di nascita, mi sono troppo affezionato. Che ci posso fare? È così. Grazie Torresca. Allora l'appuntamento è comunque confermato per il 23 davanti alla chiesa San Pietro San Paolo, anche se alle non 20. alle 20. Grazie per essere stato con noi, è stato un piacere ritrovarla. Io sono un suo ex allievo, quindi mi ritrovo anche felice per questo. Grazie di tutto. Buon lavoro, buon lavoro. Avete una grande responsabilità anche voi. Grazie di tutto. Grazie, buon lavoro a lei Torresca. E adesso tiriamo un po' il fiato, un sorriso insieme. Ciao Anna, ciao bella. Oh, è venuta anche tua figlia dall'università. Ciao, 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 ciao. Sono 15 anni che va all'università. Fa lingue. Azzo. Scusate, libero? Ci può stare da posti in paradiso. Ciao, brutta fatta. Mia sorella. Piacere, piacere, piacere. È sorda forte, non capisce una parola, devi fare tutto a gesti. Madonna, poverina, e come fa? Poverina, io so 40 anni che la sopporto. Beh, cantiamo, va bene. Oh Maria, quando sei bella, sei la gioia e sei l'amore. Ave Maria, piedi, grazie, amen. Guarda chi è trasuto. Chi è? Quella bella pezza di Filomena, che coraggio a venire nella chiesa. Chi? Filomena. La figlia di Rocco. Rocco. Ah, è trasuto Rocco. Rocco, la figlia. La figlia. Filomena. Filomena, bella pezza. Ha fatto battaglie. Battaglie, D'Artagnan, Aramischi, tre boschettoni, battaglie. Signore mie, pigliate domani mattina una botta secca, Ave Maria, pendi, grazie a me. Fossero sante le parole Fossero sante. Ave Maria, pendi, grazie a me. Ave Maria, pendi, grazie. Filomena tiene l'amante. Lo sapeva già. Filomena tiene l'amante, com'è amante? Amore. Cuore. Cuore. È stata colpita da Cupido. È stata colpita da Cupido. Amore, cuore, Cupido. L'arco. La freccia, ti inganna una freccia. Signore mio, domani mattina sotto un tir faccio fa pure la retromarcia per sicurezza. Ave Maria. Fossero sante le parole Fossero sante. Ave Maria, pieni di grazie a me. Ogni sera viene l'amante con la macchina. Lui bussa e lei scende. Ogni sera viene l'amante con la macchina. Rocco munge. Munge. La macchina. Utaralla di Rocco. Siamo in chiesa, che si fanno sti gesti in chiesa? Lui bussa e lei scende. Rocco! Appena scende si leva l'anello. Appena scende è morto. Tumulato. È rimasto un po' di cemento qua, la foto. L'hai fatto morire a Rocco. E non la finì a più. Ave Maria, beh, che c'è? Lascia stare. Che grida un po' mia sorella, che posso fare? La postaccia di mia sorella è sorda. Vergognati Teresa, parli proprio tu che vieni in chiesa a 96 anni senza nemmeno un udente. Vergognati! Dove te la metti la comunione? In tu panino cu kebab. Scusa, una curiosità. Scusa, una curiosità, ma quando siamo venuti qua tu non zoppicavi un po'? Sì, ma quando mangazzi ma drizzi. Vabbè. Comunque guardate avanti, lasciate perdere, guardate avanti, sguardo alto e preghiera. Questa è gentaglia, questa è gentaglia. No, io lo so, perché ci vogliono... Sgualdrina! Siamo in chiesa. Non si dice sgualdrina in chiesa. No, perché sono senza soldi. Non capisci, quando uno è senza soldi... Sgualdrinata, non sgualdrina. Sgualdrina offende in chiesa. Sgualdrinata! Senza gridare. Sì. E buttare!
Sei seduto? No, fino a casa del vescovo, no. Guardate avanti, guardate avanti. In chiesa si viene per pregare. In chiesa siamo tutti cristiani, tutti figli di Dio. Ci scambiamo la pace e prendiamo la comunione. Quando usciamo dalla chiesa... Da una sbranca di ferro in testa, ma in chiesa no, se no che cristiani siamo. E io lo so, io prego anche per il nemico. Ma non sono nemici, sono cristiani come a noi. Dobbiamo avere solo un po' di tolleranza. Io li tolgo, io ho fatto 40 anni di cataclismo ai bambini. Abbiamo capito. Pure io ho fatto il cataclismo da lui. E non è morta ancora. E io lo so, perché se vuoi andare in paradiso devi pregare anche per chi sparla di te. Sparlate, tanto non ci tengo. Tanto prima o poi noi andiamo in paradiso. Prima se ne va mia sorella fra una mesata e dopo anche voi. Guardate avanti e Maria basta, Grazie. Guarda avanti, guarda avanti. Calma, Maria calma. No, mamma mia, sputate in chiesa fino a sesto banco, pazza! Terza a Seul nell'88. Sì, alle Olimpiadi. Ave Maria Ma basta! E ringrazio che non tengo catarra. Oh Maria, quanto sei bella. Eccoci di nuovo in studio, come abbiamo sorriso e riso con il nostro insieme. Allora, diamo il benvenuto a Mario Faro, imprenditore e vivaista, animatore di questo Festival Radice Pura Garden Festival, che è in corso da qualche giorno al Parco Botanico Radice Pura fino a dicembre, 3 dicembre. Di che si tratta? È un festival internazionale che parla di paesaggio, è una biennale del paesaggio. Siamo arrivati ormai alla 4ª edizione, quindi è 8 anni di attività e devo dire che in questi 8 anni siamo molto maturati da questo punto di vista. Organizziamo nel mese di novembre una Call for Ideas per giovani paesaggisti. Una? Call for Ideas, è una chiamata appunto di idee, una chiamata per idee per giovani. Ma dove siete? Dov'è esattamente? Noi siamo proprio ai piedi dell'Etna, siamo in territorio di Giarre, a 2 minuti dal casello autostradale di Giarre. Questa Call for Ideas per giovani paesaggisti, quest'anno hanno scaricato il bando più di 900 diciamo, quindi paesaggisti, e sono arrivati più di 350 progetti. Per noi è stata anche una grande sorpresa perché è stato un crescendo in questi 8 anni. Ma i paesaggisti cosa fanno? I paesaggisti, la Call for Ideas la mission è progettare un giardino dai 50 metri ai 100 metri quadrati che raccoglie le suggestioni del tema dell'edizione. Quest'anno il tema dell'edizione è il giardino delle piante. Questi giovani paesaggisti mandano un progetto, a volte anche una maquette, proprio un modellino, e una selezione e una giuria altamente selezionata capitanata da Sara Eberle, che è un membro della Royal Horticultural Society, e insieme a professori universitari decide quali sono i progetti che hanno più corrisposto al nostro tema. E poi cosa succede? La cosa più bella: i ragazzi vincitori, in questo caso 8 gruppi, diciamo, vengono da tutto il mondo e costruiscono con le loro mani e col supporto dei giardinieri di Radice Pura questi giardini che rimangono in mostra 6 mesi. E la cosa più bella è proprio questa, quando vengono a costruire questi giardini. Quest'anno abbiamo avuto dei vincitori da Hong Kong, sono arrivati un gruppo di 3 ragazzi da Hong Kong, dalla Malesia, dalla Georgia in Atlanta, quindi USA, Croazia, Francia, Spagna e Italia, e devo dire anche dei ragazzi siciliani sono stati fra gli 8 vincitori. Ma complimenti, veramente. E quindi c'è un sacco di gente, anche di siciliani, che si danno da fare. Sì, devo dire che cosa promuove il festival principalmente? Promuove lo sviluppo della cultura del paesaggio mediterraneo, mentre il Nord Europa ha una cultura avanzatissima del paesaggio. Chi ha anche 2 metri quadrati di terrazza la cura a dovere, o a maggior ragione chi ha un giardino. Il Sud ancora, forse perché magari siamo stati fortunati e baciati dal Signore che il paesaggio faceva attorno, tutto da sé, la natura faceva tutto da te, cosa che però oggi non basta, perché alcuni territori sono troppo antropizzati e quindi la natura sta perdendo terreno, e vediamo appunto le immagini dei ragazzi che montano i giardini. Noi vogliamo sviluppare questa cultura del paesaggio mediterraneo e sensibilizzare verso temi ovviamente molto attuali oggi, quali la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e del nostro territorio, che è una chiave di lettura anche per uno sviluppo turistico. Fare tutto questo anche per chi ha un giardino, un balcone addirittura? Sì, si può fare. Oggi devo dire che durante il periodo della pandemia noi Radice Pura anche abbiamo visto che c'è stata maggiore più attenzione all'aspetto green, ma non inteso come pura estetica, ma
ma come anche savoir-faire, come fare, tutti si sono attrezzati nei giardini quando eravamo chiusi in casa, quindi c'è stato questo maggiore avvicinamento a quello che è il mondo botanico, e credo che sia sicuramente un retaggio, cioè di un'eredità che traiamo da quei brutti momenti. Sì. E abbiamo visto che c'è molta più voglia di giardino, molta più voglia di stare in mezzo alla natura. Questo però in chiave del nostro festival il messaggio principale è quello: rispetto del nostro territorio e usare le piante nel modo giusto. Spesso e volentieri anche le nostre città, a noi spesso ci chiedono: mi doni una pianta per questa rotonda, per quest'altra cosa. Noi a volte ci limitiamo a farlo per un motivo molto semplice, che anche il verde va progettato, non è che mettere una pianta significa fare bene all'ambiente, bisogna mettere le giuste piante che hanno quelle caratteristiche giuste, magari per quanto riguarda l'assorbimento di acqua e quant'altro. Il nostro festival, grazie a questi ragazzi che vengono da tutto il mondo, lancia questi messaggi, e chi lo visita, oltre che passare appunto una giornata al sole, speriamo che questo tempo ci aiuti, diciamo, da questo punto di vista, certo, avrà sicuramente anche un'eredità da un punto di vista culturale, no? Quindi vedo che sono tanti visitatori nelle edizioni immagino passate. No, questa è l'inaugurazione di 10 giorni fa. Allora, quanto tempo impiegano i ragazzi poi per trasformare i modellini in realtà? Perché c'è un lavoro, abbiamo visto, anche con dei mezzi meccanici. È stato bellissimo, perché per esempio i ragazzi di Hong Kong ci hanno impiegato 12 giorni, sono stati 12 giorni noi diamo a disposizione una foresteria, sono venuti con i nostri ragazzi, hanno anche contribuito alla creazione, ed è forse il momento più bello, quando questi ragazzi giovani, soprattutto universitari, alcuni ma la maggior parte universitari, vengono e costruiscono i giardini, perché si lega. Oltretutto una cosa bellissima, noi abbiamo moltissimi volontari che aiutano loro a costruire. I volontari non sono solo siciliani, non sono volontari di Marsiglia, dalla Spagna, che sono venuti, noi diamo vitto e alloggio e loro ci vengono ad aiutare. E questa è la cosa che ci dà più forza e ci fa essere il festival del paesaggio, un festival biennale del paesaggio più a sud d'Europa. Questo è un altro nostro vantaggio, unicità rispetto a quello che succede per esempio in UK con il Chelsea che invece in Francia. I nostri competitor colleghi sono in Francia e in Inghilterra, soprattutto a Montreal, in Canada e in Giappone. Ma fantastico. E che periodicità ha il festival? L'altra unicità del nostro festival è che dura 6 mesi. Perché 6 mesi? Perché un giardino, ovviamente, oltre che essere fatto, non è pronto effetto, quindi c'è l'evoluzione del giardino. Infatti noi l'unico premio che diamo una volta costruiti i giardini è il giardino che si è evoluto meglio, perché come dicevo prima, nella progettazione è fondamentale anche la distribuzione delle piante. Se ne metti troppe poi si affollano e si stressano, se ne metti troppo poche è così. Quindi noi alla fine, grazie anche alla collaborazione con una rivista nazionale, con le Gardene, diamo un premio al giardino che si è evoluto meglio. Quindi invito io a visitarci adesso, ma poi a tornarci a visitare magari nel mese di settembre per capire l'evoluzione che ha avuto il giardino. Perché tanto durate fino a dicembre. Fino a dicembre, abbiamo detto la località più o meno, insomma, da dove si... Noi siamo a San Leonardello, proprio a 2 minuti al casello di Giare, anche logisticamente centrale. E chi non può centrale. arrivare, qualche consiglio per le cose spicce di casa propria? Chi non può arrivare, intanto seguirci sui social, perché abbiamo appunto dei podcast interessanti dove ci diamo consigli anche per chi ha un giardino. Radice Pura Garden Festival. E poi chiaramente adesso insomma il tempo è stato per noi utile da un punto di vista tecnico, perché le piante godono della pioggia, perché il diopluvio è sempre la migliore forma di irrigazione e fa risparmiare sia acqua che anche energia elettrica, che oggi non guasta. Oggi come oggi chi ci segue sui social sono tantissimi consigli sulle putature, sulle concimazioni da fare oggi in giardino, e soprattutto su come eventualmente anche progettare piccoli spazi casalinghi in maniera autonoma. E questo è un messaggio di sostenibilità, perché il nostro territorio, come ho sentito prima anche il vostro dibattito, si salva solamente con il rispetto della natura e appunto del paesaggio. È il primo biglietto da visita che dovremmo dare ai nostri figli e ai turisti che ci vengono a trovare. Grazie, complimenti a Mario Faro e in bocca al lupo per questo Radice Pura Garden Festival, da non perdere, bisogna fare una puntata assolutamente da quelle parti. Vi invito a visitarci, ovviamente. Grazie. Facciamo una breve pausa e tra poco parleremo di tutt'altro, avremo 2 risate con Capra, ma non troppo. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:27, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, diamo ancora un'occhiata ai quotidiani? Sì, Michele, mi piace questa notizia che leggiamo sul giornale. Ti ricordi della vicenda del piccolo Enea, il bimbo che era stato abbandonato? Adesso ha una famiglia. Questa è una bella notizia che viene ripresa
L'ha trovata a Milano questa. L'ha trovata a Milano, leggiamo. Alla Mangiagalli. Il bimbo che fu affidato dalla madre alla culla per la vita della clinica Mangiagalli ha trovato una nuova famiglia, un nuovo nome registrato all'anagrafe, non Enea, quello che aveva scritto la donna in questa lettera quando ha abbandonato il bimbo. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha scelto una delle coppie che si erano fatte avanti per adottare il piccolo, che da ieri è entrato nella nuova famiglia in collocamento provvisorio proprio in vista dell'adozione. Bello. Speriamo che il bimbo, il piccolo, possa avere una vita serena a questo punto. Poi c'è una notizia che riguarda, dai bimbi siamo passati agli anziani, basta truffe agli anziani, adesso ci saranno condanne da 2 a 6 anni, il Senato ha dato il via libera, ora tocca alla Camera, chi raggira i fragili adesso rischia di più. Una nuova legge che appesantisce, diciamo, le pene, perché chi insomma si approfitta delle persone indifese, e quindi c'è questa bella notizia. Poi vediamo con i quotidiani c'è una storia più volte. Sì, ne hanno parlato i telegiornali ieri sera. C'è questa accusa di Harry e di Meghan, inseguiti in auto dai paparazzi, abbiamo sfiorato l'incidente. New York, i duchi erano usciti da una cerimonia, il parallelo con Diana. Questa è l'accusa che fanno loro, Harry e Meghan. Qualcuno smentisce però. I paparazzi mai direbbero una cosa del genere, ma state scherzando. Assolutamente. E poi chiudiamo? E poi chiudiamo con un'ultima notizia. Ne abbiamo già parlato questa mattina a proposito dell'autonomia. Autonomia, accuse incrociate, Casellati, scongiureremo la disparità, i sospetti della Lega sugli alleati. Perché ieri era apparso quel documento del Senato che non doveva apparire. Spoilerava un pochettino quello che succede. Con un po' di criticità. Adesso pare che si ritorna a ragionare e con ogni probabilità si riuscirà ad avere un testo che con ogni probabilità non creerà problemi. Il ministro, eccolo qui, Calderoli dice, parla del fatto che quello studio, insomma, c'erano rilievi politici e non tecnici, tante reliquie del passato difendono i loro interessi. Insomma, si pare che c'è una casta che vuole difendere quello che erano le regole di una volta. Grazie Angelo Gagliano ancora per questi aggiornamenti sui quatidiani. Diamo il benvenuto a Gino Astorina. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno Michele, buongiorno. Ma sì, io ho avuto l'onore di essere già stato tuo ospite, saluto anche Angelo. Perfetto, allora capra ma non troppo, ma vi siete ispirati a Sgarbi? Ma forse sì, forse sì, perché capra è ormai quando si parla di questo ovino non si fa altro che pensare a Sgarbi. E in un certo senso c'è un po' anche d'arte all'interno di questa commedia. È una commedia che va al Teatro Musco stasera alle 19, domani alle 21, sabato alle 5:30 e anche di nuovo alle 21, domenica, e poi ecco, vedete qua. E i protagonisti sono, modestamente, uno ce l'abbiamo qua naturalmente, è il nostro. No, io vi ringrazio ma questa è la classica commedia dove non c'è il protagonista, ci sono tre attori. Sì, ci sono 3 attori. Io sono felice di avere al mio fianco il regista Antonello Capodici, che fa sia da regista che da attore, ed anche Edoardo Seitta. Sì. Sono felice perché sono 3 magnifici compagni di viaggio. E che cosa succede? Senza spoilerare troppo. Sì, senza spoilerare troppo, ha detto benissimo, perché pur essendo una commedia molto carina, non leggera, perché fa riflettere tantissimo, però c'è in un certo senso un finale a sorpresa. Questi 3 uomini che raccontano, mettono sul palco le loro vittorie, le loro sconfitte, ma soprattutto il rapporto della loro amicizia, una gran bella amicizia dove la diversità dei 3 fa sì che si possano completare l'un l'altro, ma poi succede un qualcosa di strano, e infatti lì, giustamente come hai detto tu, il fatto di capra, ma non molto, uno si sente Sgarbi e compra un quadro per una cifra non indifferente, e a quel punto cerca di far piacere anche agli altri quel quadro, che non ha niente di bello. Ci sta incuriosendo, bravo, anche nel descrivere la trama, ma senza, come hai detto giustamente
potuto spoilerare. Ma voi siete amici veramente con Edoardo e Antonello? Allora, Antonello lo conosco da più tempo. Edoardo ho avuto la fortuna ora, Edoardo, di frequentarlo con un po' più di tempo a disposizione. Allora devo dire che ci sono dei momenti in scena che dimentichiamo di essere a teatro. Tipo ieri sera c'è stato un inciso durante le prove che non abbiamo capito se ci stavamo realmente beccando noi come attori, come amici, come personaggi. È stato molto bello. Bellissimo. Sì, direi, perché no? ognuno di noi è entrato rispondendo con quello che è il copione. Molto bello. E Capodici ha detto qualcosa che fa il regista. Capodici è eccezionale perché ha un tipo di regia non per induzione. Capodici non ti dice mai l'intonazione, l'impostazione. È molto bravo in questo perché Capodici per deduzione ti fa entrare nel personaggio perché te lo spiega man mano, ti indica la strada, però devi essere tu a seguire il percorso. È molto bravo in queste cose. Poi c'è Edoardo che è veramente un istrione, Seduzione di grande simpatia. Senti, ma ti vediamo tra pochissimo con come si chiama lei? Aspetta. No, lo sapevo. Chi te l'ha detto? No, ma chi te l'ha detto? No, io lo so cosa mi vuoi dire. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Hai delle informatrici o degli informatori molto preparati. Dovevi dirlo? No, certo, ma ci mancherà. Ma poi con voi non ho segreti, assolutamente. Poi mi portate bene. L'ultima volta che sono venuto qui da te, poi immediatamente dopo mi sono divertito nel fare un bel po' di cose. Non mi veniva in mente perché pensavo a Ficcare il Picone, dicevo, Ficcare il Picone. Sì. No, Incastrati, questa seconda serie che sta andando benissimo. Sta andando benissimo. Io faccio il medico in Incastrati, il medico che leggermente, diciamo così, leggermente colluso, e non hanno fatto altro loro che un anno prima della cattura di Matteo Messina Denaro in un certo senso indicare la strada. Sì, è vero. Indicare la strada perché hanno detto seguite il medico, così come il buon Falcone disse una volta seguite il flusso del denaro. Loro in questa serie dicono seguiamo il medico che prima o poi si arriverà, ed è stato così. E poi è tutta girata in Sicilia, vero? Sì, ragazzi, per ragazzi io intendo Ficcare il Picone, sono eccezionali. Non lo sai, ad una certa età noi dobbiamo andare in mutuo soccorso, non sto dicendoci ragazzi. Mutuo soccorso non è male. Loro amano tantissimo la nostra terra, infatti il 99% dei loro film sono girati in Sicilia. Sì. Poi anche al cast loro rispettano tantissimo la situazione attoriale siciliana, tant'è vero che quasi centinaia e centinaia di attori sono tutti quanti siciliani. Stiamo vedendo momenti qua. No! Dopo il grande successo del 7 e l'8. Ecco. Sì. Invece il Gatto Blu che fa? C'è ancora? Il gatto, come no, vive e lotta con noi. Il gatto vive e lotta con noi. Abbiamo appena finito la stagione, da pochissimo ora riprenderemo delle situazioni estive, nella nostra tana estiva. Faremo anche tutta una serie di spettacoli, di officine, ci divertiamo. Diciamo, l'estate deve essere vissuta forse nel più allegro dei modi, andare fuori e rilassarci. Abbiamo bisogno di ridere, Michele, abbiamo tanto bisogno di ridere. Ma ci siete da quanto tempo siete? A te viene da ridere perché tu mi fa questa domanda, perché poi alla fine si può ricostruire la mia età, cosa che io non vorrei dire. Il Gatto Blu esiste dal 76. Non fare il conto perché facciamo finta che sia. Non faccio deduzioni, non conviene a nessuno qui. Non conviene. No, Angelo sì, lui può. Allora, quindi è un sodalizio bestiale. Sì, ma allora, quando c'è un sodalizio così importante, quasi sempre si va a pensare, ma che sono carini, che sono simpatici, che si vogliono bene. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Litighi spesso con Luciano?
No, non è che litighiamo, noi ci odiamo. Ecco, il vero collante è questo. Il vero collante, infatti io lo suggerisco anche alle coppie che sono in crisi. Il vero collante. Sì, ma sai perché, Michele? Perché immagina per un attimo, ognuno di noi ha il suo bel caratterino. Sì. Non vuole rinunciare a niente. E allora cosa succede? Quando in un gruppo per caso ti balena in testa l'idea ora me ne vado e gli altri possono avere sollievo da una cosa del genere, no, soffrite assieme, non me ne vado, si soffre tutti ed è il collante che ci tiene insieme da 40 anni. E questo è come lo spirito anche molto vostro catanese, che è diverso da quello, diciamo così, palermitano. Sì. Ma anche il modo di approcciarsi con determinate problematiche. Io ad esempio venendo qui ho visto la nostra città che, non lo so, per un attimo mi sentivo quasi un inviato di guerra perché tra le macchine e le buche si parlavamo prima. Guarda, noi stamattina non abbiamo avuto questo problema, noi siamo arrivati alle 6, non c'era nessuno per strada, però devo dirti che... ma adesso ragazzi io vi posso fare il CIS Viaggiare Informati perché su Viale Vincenzo Giuffrida c'è una corsa a chi deve incastrarsi utilizzando tra una cosa, io ho avuto problemi e difficoltà nel camminare con la Vespa. Con la Vespa. Pericolosissimo, ma pericoloso sai perché? Perché tu devi fare una specie di Parigi-Dakar. Ed è una cosa stupenda è stupenda. Anzi, io proporrei, ma perché da questo vostro bel pulpito, da Buongiorno Sicilia, perché non diciamo cortesemente, utilizziamo anche la Sicilia e la Catania-Palermo come tappa della Parigi-Dakar. Ma potrebbe essere anche perché non parte dalla Spagna? Ad un certo punto per andare in Africa si va. Che ci vuole? Si passa un attimo dalla Spagna, si scende a Palermo, Catania, una bella tappa perché non è facile da fare in pochissimo tempo. Con tutte le interruzioni che ci sono, voglio dire. Certo, nella speranza. Voi pensate alla Giustina? No, non penso. No, approfittiamone per... Fantastico. Allora, e questo va avanti, abbiamo detto Capra sì, fino al 28. Fino al 28 è a chiusura di questa stagione molto bella, sai, molto bella del Musco. Sono felice di partecipare a questa rassegna perché si mette in scena qualcosa di simpatico, non solo il lavoro tradizionale che ti posso dire io quest'anno ho cominciato con il Fiat Voluntas Day, quel prete un po' particolare, solo, divertente, però poi alla fine sì, bravissimo. E per chiudere con questo Capra, ma all'interno ci sono state tutta una serie di gioiellini, di cammei che il pubblico tant'è vero sta premiando perché si va al botteghino a rinnovare per l'anno prossimo. Ed è molto bello perché Catania merita di ritornare ad essere la città teatrale, la città che ha voglia, ha sete di cultura, di andare a teatro. C'è stata una riscoperta però del teatro nell'ultimo periodo? Sì, la riscoperta sì, c'è stata. È inutile dire che il Covid in un certo senso è stato anche da propulsore perché è come se noi avessimo caricato a molla durante la nostra solitudine casalinga, è come se noi avessimo caricato a molla in un certo senso questa voglia, questa volontà di andare fuori, anche se torno a dire, io ero convinto, non lo so se voi siete della stessa idea, opinione o meno, che dopo quel periodo di isolamento, non mi viene neanche da dire il perché quel tipo di malattia, io pensavo noi ritornassimo con più affetto, con più gioia, bravo Michele, quando mai ci cominciamo a guardare in cagneso, e allora abbiamo bisogno di toglierci queste scorie, perché sono delle scorie che abbiamo accumulato man mano in quei giorni in cui eravamo soli, allora pensi, magari mogugni, non hai possibilità di confronto, di dialogo, di smorzare con una risata. Dobbiamo
Ridere. Dobbiamo ridere. Allora, cominciamo a farlo già stasera alle 7, poi domani, poi sabato, poi domenica e poi di nuovo dal 26 al 28 al Teatro Musco con Gino Astorina, Edoardo Setta, Antonello Capodici. Capra, ma non troppo. Vi aspetto. Complimenti, in bocca al lupo e Grazie, buon lavoro a voi. E adesso una breve pausa e poi torneremo con Angelo. A dopo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, non siete usciti a casa? Bene, allora la rassegna stampa è per voi con Angelo Gagliano. Eccoci, allora Michele, ricominciamo con fatti internazionali, ma soprattutto legati al conflitto e alle materie prime, e il grano è la materia prima per eccellenza, no? È stato rinnovato l'accordo sul grano, Budapest però dice blocchiamo i fondi a Kiev, c'è sempre qualche contrasto, l'intesa sarà valida fino al 18 luglio e l'inviato di pace cinese ha incontrato Kuleba. Questo è importante, questa è una bella la e Cina buona si muove. Notizia. L'accordo sul grano tiene. Ieri la Russia e l'Ucraina lo hanno rinnovato per altri 2 mesi fino al 18 luglio. È l'unica intesa rimasta in piedi tra i due paesi in guerra. Le navi che trasportano cereali potranno continuare a salpare da Odessa oppure da altri porti ucraini sul Mar Nero. Il presidente turco Erdogan, dopo aver condotto a fatica la mediazione insieme con l'ONU, è stato il primo a dare questa buona si fanno la guerra, però le navi di grano non vengono toccate, non vengono ma perché intanto aggredite. sono soldi, l'economia deve girare e poi soprattutto il grano, come dicevamo, è una materia prima importantissima. 30 milioni e il numero è importante, sono le tonnellate di grano e di altre derrate ucraine esportate verso il corridoio sicuro nel Mar Nero, frutto di questo accordo che è stato fatto nel luglio del 2022 raggiunto dall'ONU con la mediazione di Erdogan, importante. Esattamente. E poi abbiamo detto, l'abbiamo letto prima, l'insofferenza di Prigozhin, gli oligarchi sotto quello che pressione. rimanda ogni tanto al diavolo con i video. Esattamente. Terribile. Putin rischia crepe interne. Un quadro. Ecco, questo è il Corriere che ha questo pezzo. Sì, ce l'ha il Corriere, lo storico Radchenko dice un quadro destabilizzante, quindi insomma... È la prima volta che esplicitamente viene detto che ci sono delle crepe dentro il Cremlino. Sì, perché si precisano alcune cose, l'esercito è con lo zar, il Cremlino scommette su una guerra lunga ormai. Quindi c'è anche un logoramento da questo punto di vista. A proposito di guerra, i Patriot, cioè che il sistema antimissili pare che sia danneggiato, però resta operativo e nella notte pare che su Kiev ci sia stata una tempesta di missili e tutti i missili, secondo quanto viene riportato, sono stati abbattuti, respinti. Però diciamo che ci sono poi questi pezzi distrutti, andati frantumati, hanno causato tantissimi incendi. Ahimè, anche questo insomma è un tema da attenzionare. Dicevamo, forse abbiamo ancora qualche eccola qui la notizia, vedi, sui missili russi leggiamo ancora dei Patriot, è guerra di propaganda, perché da una parte c'è chi dice che Mosca esulta, abbiamo reso irreversibile, inservibile un sistema di lancio USA, smentite che vengono incrociate. Perché loro dicono no, li abbiamo abbattuti, quelli dicono ma quando mai non avete abbattuto niente? E poi c'è un soldato statunitense che era in guerra, era andato al fronte, è stato ucciso a Bakhmut, c'era il capo della Wagner che dice lo rispediranno con onore agli Stati Uniti perché era un combattente e quindi per questo va elogiato. C'è un'ultima notizia un po' più leggera questa, perché il Circo Rai titola la Stampa. Ma ti sentono alla Rai che dice più leggero. Non lo dico io, attenzione, lo dice la Stampa, quindi per essere preciso, questi sono i protagonisti, i nuovi volti: Lisa Isoardi, Roberta Capo, Pierluigi Diago, Peter Gomez, Mirta Merlino, Emma Stoccolma, Veronica Gentile e Monica Setti. Potrebbero essere i nuovi volti che saranno presentati o potrebbero essere presentati con i nuovi palinsesti. L'8 luglio è prevista questa presentazione agli investitori, vedremo che cosa succede e vinca il migliore. Vediamo un po' cosa succederà. Certo, ci potrebbero essere dei passaggi da una rete ad un'altra e questo è il grande business del momento, Michele. Bene, grazie Angelo, e allora siamo arrivati ad Accadde Oggi, il 18 maggio,
preparatevi perché ci sarà un video bellissimo, una canzone mitica. 18 maggio del 1652, la prima legge che negli Stati Uniti ha reso la schiavitù illegale, 1652, pensate. Il 18 maggio dell'804 Napoleone viene proclamato imperatore dai francesi. Il 18 maggio del 1920 nasce in Polonia Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1939 a Palermo Giovanni Falcone, esattamente il 18 maggio. Nel 1946 a Roma è nato il bicampione di canottaggio, oltre che il grandissimo telecronista Gian Piero Galeazzi, che veramente ricordiamo con grande rimpianto. 1960 a Setani in Francia nasce un campione del tennis francese, adesso allenatore, Yannick Noah. 1976 in Argentina c'è stato un colpo di stato militare estremamente violento, sono trovati 126 cadaveri crivellati dai mitra, buttavano gli avversari politici dagli elicotteri, pensate, è il periodo dei desaparecidos. 18 maggio del 1980 c'è l'eruzione del Sant'Elena, 57 morti e 3 miliardi di dollari di danni nello stato di Washington. 18 maggio scusate, del 1990 il TGV Atlantique, i francesi no? Cosa fanno? Lanciano questo aereo Angelo a 515 km all'ora, il treno più veloce del mondo, mai nessuno ha battuto questo record, un TGV francese Atlantique. Poi 18 maggio 1993 a Mazzarone, dalle nostre parti, dopo 11 anni viene finalmente arrestato con grande soddisfazione di tutti noi Nitto Santapaola. Poi il 18 maggio del 2018 a La Habana, a Cuba, un aereo in fase di decollo si schianta purtroppo e ci sono state 107 vittime. Il 18 maggio del 1912 negli Stati Uniti è nato Perry Como, cantante, showman, attore di origine italiana. I suoi genitori erano di Chieti, ha venduto 100 milioni di copie di dischi e noi vi lasciamo con la sua bellissima Magic Moment. A domani, grazie, buongiorno Sicilia. A domani.